Conto dei danni nei comuni dell'Asolano colpiti ieri sera dalla bomba d'acqua e dagli allagamenti, danni ingentissimi, super lavoro dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Il sindaco di Cornuda chiede lo stato di calamità. Mai vista una cosa del genere, le voci dei residenti artigiani danneggiati dall'esondazione dei torrenti e c'è chi crolla in lacrime. Il maltempo ha colpito anche un sito patrimonio UNESCO, crollata una parte del muro di cinta di Villa Barbaro a Maser, Gioiello, Palladiano. Infortuni sul lavoro, la Regione vara il piano strategico per la sicurezza, sul piatto 9 milioni e mezzo e 8 aree di intervento. Inseguite il bloccaggio della polizia a Treviso, 2 ladri specializzati in razzie sulle auto nel mirino dei malviventi, strumentazioni elettroniche, display e navigatori satellitari, ma anche indumenti per bambini. Giunto a casa di notte, un negoziante non riesce ad aprire la porta, pensando a un guasto alla serratura chiama i vigili del fuoco che giunti sul posto si accorgono della presenza del ladro e lo fanno arrestare. Da Treviso alla NASA, il 29enne Luca Dalzilio, dopo la laurea in geologia e il dottorato in geofisica, si appresta ad andare negli Stati Uniti. Sono felice, ma un giorno dice vorrei tornare in Italia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali con un'ampia pagina, come avete visto e sentito dai titoli, dedicata ai gravi danni causati nella notte dalla bomba d'acqua che ha colpito la pedemontana asolana. Danni a Cornuda, che chiederà lo stato di calamità, danni a Pederobba, a Maser, dove è crollata anche una porzione del muro di cinta di Villa Barbaro, danni a Monfumo. Allora oggi siamo andati a raccogliere tra la gente commozione e rabbia. Che sentimento è? Non lo so, da piangere. 100 millimetri d'acqua caduti nell'arco di un'ora, 2 canali, il Rubianco a Cornuda e il Nassona a Pederobba, che esondano trasformando le strade in torrenti, allagando scantinati e aziende. La stessa fascia di pedemontana, battuta nei giorni scorsi da una violenta grandinata, ha vissuto quella che più d'uno definisce una notte da incubo. Cornuda, Pederobba, Maser, Monfumo, 23 interventi dei Vigili del Fuoco tra le 8 di ieri sera e le 3 del mattino per limitare i danni e liberare case e giardini dall'onda di acqua e fango. A Cornuda situazione critica in centro tra via Zanini e via Alighieri. Avete già fatto una conta? No, non l'ho fatta, io ho visitato qualche azienda, io penso che comunque non andremo distante per adesso dai 200.000 euro. Io ho già interpellato l'assessore regionale Bottacin, che tra l'altro ieri sera a mezzanotte era qui con noi, e chiederò naturalmente lo stato di calamità naturale. Danni ingenti all'officina Zavarise sulla strada principale. Con portoni chiusi ieri sera l'acqua. Il livello si vede con computer, tutte le linee delle revisioni da buttare, c'è tutto da buttare. Avete fatto un conto? Stamattina sono venuti già i tecnici per permettermi di lavorare il prima possibile, mi hanno detto che almeno in 5-6 giorni e a spanne siamo sui 80.000 euro. Una bella batosta. Sì. Non è andata meglio in questa casa di Villa Raspa. Sindaco e protezione civile sono arrivati mentre il Nasson rompeva gli argini. Pian piano l'acqua è salita, credo in un quarto d'ora è salita in maniera abbastanza impressionante. Ecco. Si era mai verificato? Fino a coprire questo abitato qui, e non solo, perché come ho detto in mezzo al cortile eravamo abbastanza alti anche lì. E anche per queste famiglie si cercherà di fare qualcosa? Sì, è fuori dubbio che devono essere presi dei provvedimenti in modo che vengano risarcite dei danni che hanno avuto. Senta, le chiedo solo una cosa solamente: che sentimento si prova a vedere questo in casa propria, nella propria attività? Indescrivibile. Basta. Si lavora anche nei campi che non scolano più l'acqua. Sono venuto a vedere stamattina, ho visto sto disastro perché era stamattina che lavoro. Aveva memoria di episodi del genere? No, queste cose qua no. Questo a Cornuda. A Pederobba è stata la frazione di Levada a subire la furia dell'acqua. Tutti in strada, in piena notte, a dare una mano alle famiglie colpite.
Piazza San Michele, Levada di Pederoba, una decina le famiglie colpite dall'esondazione del Nasson. In questa stradina privata a ridosso dei vigneti la situazione più grave a casa Peruc. Arriva l'acqua, quando mi sono accorto era tutto allagato, basta. In questo seminterrato che ha dentro? Casa... Veniva giù da là, cioè era fino in alto là, poi tutto allagato fino alle scale. Guardi, io ho avuto tanta di quella paura, un incubo, perché la vedevo sempre salire e non scendeva mai, veniva da lì e non finiva mai, finché non sono arrivati logicamente quelli della protezione civile. Avete avuto paura anche per la vostra incolumità? Sì, io sì, sinceramente sì. Sì. Tutta sta roba qua, tutta che roba là che era tutta allagata, tutta sta roba qua, e dopo dentro di là che ne è una cucina, che ne è taverna, divani, tutto quanto qua. Un sacco di danni? Vedere danni, penso che sì, tanti. Una notte da incubo che mi ha preoccupato alla grande, nel senso che mai mi avrei aspettato una cosa simile in questa frazione, che sembra stata tranquilla e non toccata da eventi simili. Adesso abbiamo fatto appello a tutti i cittadini che sono stati colpiti da questo evento di fare una conta dei danni in modo tale di vedere in che modo possiamo andare incontro alle esigenze che dobbiamo andare a verificare assieme. Luigi Durighello e la moglie Tullia sono stati svegliati dai colpi sul portoncino di casa mentre l'acqua stava ormai entrando. Piano sotto era allagato, ne aveva un 10-15 e anche. Ora sono arrivati aiutanti qua, per fortuna, poi insomma. Però adesso ho dovuto mettere tutti i mobili, quel rialzo, perché sennò fa muffa. Davanti mi arrivava il ginocchio. E qua era più bassa perché c'era il portone chiuso, ho fatto per aprirlo e sta una bomba che venisse dentro. Aveva paura che mi venisse dentro in casa, perché in casa le più brutta quando che viene in casa. E dove è arrivata? Le arrivava fin qua, poi è andata entro per là, entro per di là e basta, dopo non ha più piovere, si è fermata e è andata via. Non questi scoli che non si era fatti ben fatti. Nel male una nota positiva che tutti sottolineano: la grande solidarietà tra i residenti, ragazzi e adulti, scesi in strada nella notte a dare una mano, come ha documentato nelle sue foto Annalisa Durighello. Tutti praticamente gli abitanti di questa zona, ma anche gente che comunque abitava più in là, è arrivata ad aiutarci, hanno messo tutte queste tavole, niente, erano tutti in piazza, ci siamo dati una mano, è stato bello comunque vedere anche comunque tutto il paese così, che si dava una mano non solo quando c'è la sagra, non solo quando c'è la festa delle contrade, ma comunque tutti qui fuori insieme. Grandi. Queste dunque le voci di oggi, ma cosa era accaduto? Cosa è accaduto? Più o meno 24 ore fa circa è iniziato tutto. Ripercorriamo allora questi gli istanti che hanno dato il via a una serata e una nottata da incubo. Guardate che macello! Esondazione torrente Muson. Guardate le auto! Melma e fango che scendono ovunque. Cominciano così, con immagini impressionanti attorno alle 20, la serata e la nottata più lunghe per interi paesi della Castellana e dell'Asolano. Cornuda, Monfumo, Maserca, Rano San Marco, Pederoba, ma è soprattutto tra i primi due comuni che inizialmente il disastro assume proporzioni di emergenza. Il nubifragio, una vera e propria bomba d'acqua, si abbatte in pochi istanti. Inizia a piovere poco dopo le 19, in un'ora è l'inferno. I torrenti si ingrossano, gli argini cedono, acqua e fango esondano, riempiendo strade, case e campi. Muson e Rubianco, i torrenti diventano laghi e invadono tutto. È un disastro. Guardate. La pioggia continua, poi smette di cadere, ma in alcune zone l'acqua comincia a rifluire svelando tappeti di fango. Mai visto Mr. Compagno? È proprio un disastro questo. Ma non è finita, poco dopo le 21:30 l'emergenza coinvolge anche la località di Villa Raspa, sempre nel comune di Cornuda, e la località di Levada, nel comune di Pederoba, dove la massa d'acqua si sposta facendo tracimare un altro canale, il Nasson. A Maseri intanto, sotto i colpi del maltempo, crolla anche una parte della cinta muraria di Villa Barbaro, capolavoro palladiano inserito nel patrimonio UNESCO dell'umanità.
Le chiamate ai vigili del fuoco non si contano, decine e decine di abitazioni con problemi. Fortunatamente non si registrano danni a persone, tranne per il caso di una ragazza scivolata malamente a Cornuda e finita all'ospedale con ferite lievi. I vigili del fuoco con numerose squadre in campo, la protezione civile, i sindaci dei territori coinvolti, ovunque si lavora per tutta la notte per cercare di ripristinare un minimo di normalità. Si cerca di tornare alla normalità, ma è dura, mentre si comincia a stilare una conta dei danni tutta da calcolare tra abitazioni, attività e colture perdute. Un maltempo che non dà tregua e che fa guardare con inquietudine il cielo ogni volta che cala la sera. Abbiamo visto in questo servizio il crollo della porzione della cinta muraria di Villa Barbaro, gioiello palladiano a Maser. Allora siamo stati anche per capire col sindaco nella zona di Maser. Nel gioiello del Palladio, Villa Barbaro, patrimonio dell'UNESCO, le visite dei turisti continuano come se nulla fosse, ma lo sguardo di chi percorre questa strada si ferma sul tratto di muro di recinzione crollato nella notte, muro di sassi che ha ceduto sotto la pressione del terreno zuppo d'acqua. Questa è un'immagine simbolica, però è successo che si è appunto rovesciata una quantità d'acqua enorme, che era credo decine d'anni che non si vedeva appunto una quantità d'acqua. Toccherà ai proprietari dello storico complesso ripristinare la porzione di muro crollata. Il muro è privato, la villa è di proprietà privata, quindi i proprietari devono appunto giustamente occuparsene loro, perché il pubblico non è che può intervenire appunto su tutto. Anche qui una dozzina di scantinati e taverne finiti sott'acqua. Il sindaco elogia i cittadini che si sono subito rimboccati le maniche e le imprese locali che si sono messe a disposizione per i primi interventi. Bisognerebbe anche fare prevenzione, però, dice, ma gli strumenti non ci sono. Sappiamo cosa c'è da fare in collaborazione con il Consorzio Piave, questo lo sappiamo. Però non abbiamo le risorse, cioè abbiamo bisogno che ci sia data un po' di autonomia economica per appunto fare gli interventi che servono per contenere appunto questi eventi particolari. Dunque prevenzione, dunque interventi, ma strettamente legato ovviamente agli smottamenti, al crollo degli argini anche il consumo di suolo, e purtroppo il Veneto resta ai vertici di una classifica negativa, quella per il consumo di suolo nel 2017, quanto emerge dal dossier dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale diffuso oggi a livello nazionale. Nella nostra regione, secondo questo dossier, si è assistito a un aumento del 12,35% del consumo di suolo, seconda regione italiana dopo la Lombardia, ma al primo posto per incremento di ettari, più 1134. Ricordiamo che a livello nazionale la superficie naturale in Italia è stata ridotta di altri 52 km e quasi il 25% della cementificazione avviene in aree soggette a vincoli paesaggistici. Dunque un Veneto che soffre di questa posizione nonostante la legge sul consumo zero che è stata approvata lo scorso giugno. Il PD regionale, visti questi numeri, ha subito attaccato con una nota. I fatti, dice il PD, battono ancora una volta la propaganda della giunta regionale. Per fermare questa deriva, spiegano i consiglieri Dem, servivano scelte diverse, non la legge approvata nel giugno dello scorso anno, perché il consumo zero al 2050 resta, dicono, un libro dei sogni. Si tratta infatti di un provvedimento totalmente inadeguato, attaccano i Dem, viste le infinite deroghe per aree destinate a infrastrutture e servizi, varianti con lo sportello unico, cave, capannoni agricoli e piano casa. Lasciamo adesso quest'ampia pagina dedicata ai gravi danni del maltempo. Torniamo a parlare della cronaca e torniamo a parlare della tragedia di Conegliano, l'anziana 88enne accoltellata dalla figlia che poi si è tolta la vita. Lina Antiga rimane in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. Combatte tenacemente da quando la mano della sua stessa figlia l'ha colpita all'addome diverse volte. È rimasta cosciente fino a quando non sono arrivati i soccorsi ed è stata lei a dire ai vicini, per prima entrati in casa, cos'era accaduto. Il corpo della figlia, Franca Rosolén, 57 anni, era in cucina. Dopo aver accoltellato la mamma, la donna si è tolta la vita con un cocktail di farmaci. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata una collega della Rosolén che lavorava in uno studio notarile, non vedendolo arrivare ieri mattina al lavoro. Abitudinaria e diligente, mai era mancata senza avvisare, così la collega è andata nella casa di mamma e figlia, ha suonato ma nessuno ha risposto, ha chiesto perciò aiuto ai vicini, uno di loro aveva la chiave, sono entrati e si sono trovati di fronte alla tragedia. Poi la chiamata ai soccorsi e ai carabinieri. Stamane è stato eseguito un riscontro esterno sul corpo della 57enne, probabilmente nelle prossime ore verrà disposta anche l'autopsia. Intanto a Conegliano tutti rimangono increduli e sotto shock.
A scatenare il dramma familiare un rapporto rotto da tempo fra mamma e figlia, sofferente quest'ultima di depressione e anoressia. Ora tutti attendono e pregano per Lina perché possa salvarsi e che la tragedia di Via Vital non diventi ancora più terribile. Adesso una doppia operazione, torniamo a Treviso da parte degli agenti delle volanti della Polizia di Stato. Da una parte 2 ladri specializzati in razzie, e ce ne sono state molte nell'ultimo periodo, in razzie all'interno delle auto, dall'altra un topo d'appartamento, un ladro in appartamento bloccato non dalla polizia ma dai vigili del fuoco che hanno fatto arrestare il ladro. È lungo queste strade che si è consumato l'inseguimento notturno tra guardie e ladri nel più classico degli stili. Sono le 2:30 di notte quando alcuni residenti di via Biscaro notano 2 individui armeggiare sulle auto in sosta e chiamano subito il 113. All'arrivo della volante della polizia i 2 se la danno a gambe levate, scappando verso lo stadio. Uno imbocca via Siora Andriana, l'altro via Piave. L'auto della polizia insegue quest'ultimo che per correre più veloce si libera man mano gettando a terra di parte della refurtiva contenuta nel borsone che porta con sé, fra cui questo volante d'auto. Alla fine gli agenti ingaggiano col ladro un'ultima rincorsa a piedi, riuscendo ad arrestarlo e a portarlo in questura. È un 21enne moldavo domiciliato a Treviso. Nel successivo controllo al suo domicilio gli agenti individuano e denunciano anche il complice, connazionale, 22 anni, entrato in Italia per la prima volta solo sabato scorso. Ad incastrarlo questo trapano e questo cacciavite, gli arnesi usati dai 2 per i loro furti. Nel mirino dei 2 ladri accessori e strumentazioni elettroniche, display e navigatori satellitari rubati da 4 BMW. Non risparmiati nemmeno questi indumenti per bambino, presenti all'interno di una delle auto. Ma il bilancio della notte si completa con un altro episodio, singolare non tanto per il destinatario, un topo d'appartamento, quanto per l'autore materiale dell'arresto, un vigile del fuoco. Giunto a casa verso l'1 di notte, un negoziante non riesce ad aprire la porta d'ingresso del suo appartamento in zona Stiore. Pensando ad un guasto della serratura, chiama i vigili del fuoco, che invece, giunti sul posto, si accorgono della presenza del ladro, un 57enne macedone, riuscendo a bloccarlo poco prima dell'arrivo degli agenti. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, quasi contestualmente con l'intervento degli operatori di polizia, si è riusciti a bloccare questo ladro mentre scappava. Materialmente è stato bloccato da vigile del fuoco mentre tentava di dileguarsi da una finestra posteriore all'abitazione. Parliamo adesso di lavoro. I vertici di Pasta Zara, il colosso alimentare di Riese Pio X, in concordato preventivo dello scorso maggio, e le organizzazioni sindacali regionali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia si sono incontrati oggi nella sede di Unindustria Treviso per un aggiornamento sullo stato del percorso che dovrebbe condurre entro la scadenza del concordato il prossimo 8 ottobre alla presentazione di un piano industriale al Tribunale e ai creditori. Secondo quanto hanno riferito i sindacati, l'azienda avrebbe sottolineato come lo scorso giugno la produzione e il fatturato siano aumentati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, come siano in corso valutazioni su manifestazioni di interesse per investimenti sulla società da parte di fondi di private equity, così come da potenziali partner industriali. Un prossimo incontro, sempre nella sede dell'Associazione degli Industriali Trevigiani, è previsto per il 30 luglio, preceduto da un appuntamento già fissato in Regione Veneto il giorno 24 con l'assessore regionale alle politiche del lavoro Elena Donazzan. Parlare di lavoro però significa parlare non soltanto di occupazione ma anche di infortuni sul lavoro, una piaga che ha colpito tante volte anche la Marca Trevigiana in questo 2018 nerissimo. Oggi un importante passo avanti con il piano strategico triennale per la sicurezza sul lavoro firmato in Regione. 30 nuovi ispettori Spisal da assumere entro l'anno e un aumento dei controlli nelle aziende del Veneto, almeno 400 in più rispetto al 2017. Sono le prime 2 misure immediatamente operative contenute nel piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro. Il piano è stato firmato in mattinata a Palazzo Balbi da Regione, sindacati, associazioni datoriali e tutte le istituzioni coinvolte. Tutti gli interlocutori del territorio hanno firmato questo accordo che non è un documento di intenti ma è proprio operativo, misurabile partendo dal fatto ad esempio che la Regione assumerà 30 nuovi controllori dello Spisal, che si farà formazione, che si metteranno in contatto i nostri controllori con i responsabili aziendali, che andremo nelle scuole in ogni ordine e grado a parlare di sicurezza nel lavoro. Abbiamo avuto 33 morti dall'inizio dell'anno, una media di una 50ina di morti all'anno, e vogliamo abbandonare questo primato. In termini assoluti il numero degli incidenti sul lavoro in Veneto dal 2000 a oggi si è dimezzato, ma sono in aumento quelli mortali. La media è di 50 all'anno, con un trend preoccupante nel 2018.
L'obiettivo, spiega il presidente veneto Luca Zaia, è portare questo numero a 0. Abbiamo anche istituito dei tavoli di monitoraggio per cui 30 lavoratori nuovi, controllo dello Spisal, o li assumi o non li assumi. E poi abbiamo un dato misurabile che è quello del numero dei morti. Deve calare il numero dei morti, visto considerato che la media veneta è di una cinquantina di persone che perdono la vita ogni anno lavorando. Il tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro convocato dal presidente Zaia si era riunito per la prima volta pochi giorni dopo il terribile incidente alle acciaierie venete di Padova. 2 mesi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti hanno portato al piano firmato oggi. Evitiamo toni trionfalistici perché quello che abbiamo di fronte agli occhi sono più di 40 morti sul lavoro in questa regione. Questo è il primo miglio di un percorso lungo, tutto da fare, e oggi iniziamo nella direzione giusta. Il piano dà tutta la possibilità di investire in risorse umane, in formazione, in conoscenza e cultura sulla prevenzione a partire dalle scuole elementari, alle scuole medie, alle scuole superiori. C'è bisogno di un grande passo in avanti per salvaguardare vite umane. Questo è un giorno importante, adesso bisogna lavorare sulle commissioni, cioè sui tavoli dove dovremo applicare questo accordo. E questo è l'aspetto più importante. Tanti temi trattati ieri sera a 20:10, era ospite, come sapete, il sindaco di Treviso Mario Conte, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta con il telegiornale di Treviso, un mese esaltante, il primo di Mario Conte, così lo definisce il sindaco ospite ieri sera a 20:10. Si è parlato di sicurezza con l'aggressione subita dai vigili nella zona dei Giardini di Sant'Andrea, ma anche degli appelli al governo e pure la stoccata a Contarina. Sentiamo. Hanno semplicemente fermato degli extracomunitari che bivaccavano come purtroppo troppe volte fanno nei Giardini di Sant'Andrea. Nel fare le operazioni di riconoscimento questi si sono alterati probabilmente o dall'alcol o da altre sostanze e hanno pensato bene di aggredire i vigili cercando di allontanarli. Una situazione non più tollerabile, così il sindaco di Treviso Mario Conte ieri sera ha raccontato in diretta dell'aggressione subita dai 2 agenti di polizia locale ad opera di stranieri ai Giardinetti Sant'Andrea. Ne parlerò con Salvini e il prefetto ha detto, ma non è finita. Fondamentale è responsabilizzare coloro che si occupano di questa accoglienza, cioè noi vogliamo capire chi dei vari interpreti e protagonisti dell'accoglienza chi dovrebbe gestire quelle persone, certo, se sono richiedenti asilo, richiedenti asilo, chi sono i loro gestori dovranno farsi carico dei disagi che stanno provocando queste persone. Tanti temi sul tavolo di 20:10, le indagini per individuare il piromane di via Pinelli, la rimozione delle fioriere, ora deposito di droga e l'arresto del pusher grazie a un giovane trevigiano che ora sarà premiato. Non è stato un gesto scontato, è stato un gesto di grande coraggio e di grande responsabilità e quindi credo che sia un esempio per tutti quanti noi che nei momenti di difficoltà possiamo essere noi d'aiuto alle forze dell'ordine e non voltarci dall'altra parte. C'è molta sicurezza dunque nell'intervista a un mese dall'elezione del leghista 38enne a Casugana. Il primo mese è stato un mese entusiasmante, come ho ringraziato gli agenti a polizia locale vorrei ringraziare tutti i componenti della giunta e della maggioranza, i consiglieri comunali perché stanno facendo veramente un lavoro importante. Poi la stoccata a Contarina per la cura del verde pubblico. Contarina che dal punto di vista del verde sicuramente è un servizio che non ci soddisfa e sarà uno dei temi che andremo a portare sul tavolo di trattativa. Da qui l'appello al presidente del Carroccio e ora sottosegretario all'economia Bitonci. Conte lo chiamerà per chiedere che le amministrazioni virtuose possano spendere di più dei propri fondi oggi vincolati. Quanti ne ha vincolati, lo sa? Quasi tutti, veramente, perché credo che avremo un margine di manovra di 3 milioni e mezzo se li avremo, considerando tutti i settori. Un Mario Conte che nel frattempo domenica scorsa ha fatto la sua visita prima ufficiale da sindaco alle case di riposo cittadine. Dove? Che zona? Chiesa vicino alla chiesa votiva. Ascolta, che a volta del bombardamento quanta paura tu c'è? Ha perso 2 persone. No.
e io sono stata sotto le macerie. Mamma mia, ma dove Ho da eri? raccontare. Sono la nostra memoria vivente, testimoni di un passato che non deve essere cancellato. Sono i nostri nonni che non dimenticano e che vogliono tramandare quella che è stata la loro avventura della vita. E domenica in tanti hanno voluto raccontare la loro storia al giovane sindaco Mario Conte, forse proprio perché, più che vedere in lui il primo cittadino, lo riconoscono come un nipote responsabile, a cui affidare in fondo il tesoro più prezioso di una vita già vissuta, l'esperienza. E ora bisogna che te porto in scuola e che te li conti tutti. Sì, è importante perché io ho tanti da raccontare. Anziani incontrati nella casa di riposo di Santa Bona, una struttura che il sindaco non ha esitato a definire così. È un posto dove ognuno di noi porta i propri genitori e quindi dove portiamo i nostri genitori vogliamo che sia il posto più accogliente possibile. Anziani che qui non sono parcheggiati ma si sentono ancora protagonisti della comunità ogni volta che un giovane chiede loro di raccontarsi. Voi ospiti dovete spiegare, per esempio, ai ragazzi delle scuole, quelli più piccoli, quelli più giovani, cos'è successo per esempio nel 1944 quando hanno bombardato la nostra città. Voi siete la storia, ma non appesa nei manifesti, siete la storia viva della nostra città. Un'iniziativa che si somma alle altre tante che il presidente Caldato continua a promuovere accanto a tanti altri progetti che conta di concretizzare, sperando nel rinnovo per un secondo mandato. Il nuovo sindaco ha dimostrato fin dall'inizio una grande attenzione ai nostri anziani, considerandolo, come giustamente l'abbiamo sempre detto e fatto, un patrimonio e non un peso per la nostra società. Un rinnovo al momento bloccato dalla questione legata al consiglio di amministrazione dell'ISRA, ma anche dai nuovi equilibri di Casugana. Di certo, sottolineano in molti, la presidenza di un ente delicato come questo richiede una presenza attenta e costante, senza limiti di tempo. Una vera e propria missione, non adatta a tutti e che si completa con 2 mandati. Il primo per capire e progettare, il secondo per raggiungere gli obiettivi. E Luigi Caldato, dopo il Menegazzi e la ristrutturazione del Tito Garzoni, attende il secondo via libera per raggiungere un obiettivo ambizioso quanto realizzabile, la residenza condivisa dell'Umberto I in Piazza del Grano. Adesso la storia di un giovane enfant prodige, un 29enne laureato in geologia e con poi un dottorato in geofisica computazionale che da Treviso è andato a lavorare in Svizzera e adesso dalla Svizzera negli Stati Uniti per lavorare con la NASA. È nato a Treviso ed ha trascorso la sua infanzia a Quinto. Luca D'Alzilio, 29 anni, approda ora alla NASA. Un curriculum di tutta eccellenza. Laureato a Padova in geologia, un dottorato in geofisica a Zurigo, ha tenuto seminari, ha messo la firma su una serie di lavori pubblici pubblicati in diverse riviste del settore e ora partirà per Los Angeles. Avrà la possibilità di fare ricerca indipendente nell'ambito della geofisica computazionale e più precisamente nella fisica dei terremoti. A chiamarlo è stato un istituto di scienze conosciuto a livello mondiale che gestisce il Jet Propulsion Laboratory per la NASA, inviando sonde per esplorare e studiare il pianeta Terra e gli altri molteplici pianeti del nostro sistema. Sono contento, ha affermato il giovane. Questo è uno dei posti migliori del mondo per studiare i terremoti. Ma il sogno sarebbe quello, un giorno, di tornare in Italia. E vedremo se raggiungerà poi questo obiettivo e questo sogno. Adesso, prima di salutarvi, vi ricordo 20:10 fra pochissimo per parlarvi di come difendervi dalle bollette. Lo facciamo con Stefano Busolin, presidente di Asco Trade, e Walter Rigobon, presidente di Adiconsum Veneto. Poi alle 21:15, come ogni martedì, il ritorno di Diversamente Veneto, quindi la trasmissione con la bella e brava Jesus Gomez e quindi il suo viaggio a tappe che ci racconta il viaggio che ha fatto nel suo Veneto. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Splendida giornata di sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di mercoledì 18 luglio. Sul Veneto ampio soleggiamento ovunque, sulla nostra regione infatti sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole. Possibili soltanto degli isolati temporali pomeridiani sui rilievi del Bellunese, ma generalmente di debole intensità. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 34 gradi.
Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà in prevalenza asciutto e stabile, con ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per occasionali rovesci al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 32 gradi circa. Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà il sole a farla da padrone, con cielo sereno o al massimo velato un po' su tutti i settori. Tuttavia, col passare delle ore non si escludono degli acquazzoni sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli Venezia Giulia e all'estero.